Ciao, come promesso inizia la nuova rubrica sui grandi uomini sardi. Emilio Lussu nasce in Sardegna nel 1890. È noto per il suo impegno politico e per il suo contributo alla letteratura italiana. Lussu partecipò anche alla Prima Guerra Mondiale, infatti raccontò le sue esperienze in trincea nel suo libro Un anno sull'altopiano, un'opera che ha segnato la letteratura italiana. Oltre ad essere uno scrittore, fu anche un politico di grande rilievo. Fondò il Partito Sardo d'Azione e fu sostenitore dell'autonomia della Sardegna. La sua visione politica si concentrava sulla giustizia sociale e il suo miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti dell'isola. La sua passione per la libertà e i diritti civili lo portarono a vivere anche momenti difficili, inclusa l'esperienza del carcere durante il regime fascista. Nel 1921 fu eletto deputato e si distinse per il suo impegno a favore dei diritti dei contadini e lottò contro l'immigrazione forzata che in quel momento colpiva tanto la Sardegna. Il suo carisma e la sua determinazione lo resero una figura di spicco nella scena politica italiana. Si oppose al fascismo, che lo portò a subire repressione e persecuzioni, tanto che nel 1926 fu arrestato e condannato a un anno di carcere per le sue idee politiche. La sua passione per la libertà e la giustizia rimasero costanti fino alla fine dei suoi giorni. Morì nel 5 marzo del 1975. Emilio Lussu non è solo un grande uomo sardo, ma è simbolo di resistenza e di lotta per i diritti e dignità del popolo. Questo era il primo di una lunga serie di uomini che hanno fatto la storia e lasciato un segno indelebile. Vi aspetto nel prossimo contenuto. Grazie, alla prossima. Ciao.